Presentazione. Ah, ma è seria? Cioè, nel senso... Sono Matteo Caldonazzo, studio lingue e letterature straniere alla laurea magistrale. Sono il tutor dell'ufficio stage e tirocini dell'Università di Verona. Sono qui per spiegare sostanzialmente a cosa serve lo stage e come si attiva lo stage. Lo stage serve per vivere un'esperienza personale. Io l'ho fatto e vi posso assicurare che è stato un grande cambiamento passare dalla parte teorica delle lezioni al vivere una realtà personale. Io studio lingue e sono andato a fare l'insegnante, per cui è un'esperienza molto formativa anche a livello relazionale. Questo vale in generale un po' per tutte le aziende, ecco, anche sentendo miei amici che lo hanno fatto da altre parti. Serve quindi anche per sperimentare le conoscenze appunto teoriche e poi metterle in pratica. Lo scorso anno, cioè 2019-2020, sono stati attivati più di 4.000 stage e tirocini e anche quest'anno in epoca Covid, nonostante l'emergenza, c'è la possibilità di farli in smart working oppure in modalità mista, quindi smart working totalmente da casa o modalità mista un po' in presenza e un po' a casa, a seconda del tipo di azienda con cui si ha a che fare. Le procedure sostanzialmente sono tutte contenute nel sito univr.it, nella sezione ufficio stage e tirocini ci sono tutti i PDF necessari e tutte le procedure per come attivare lo stage. Inoltre è sempre possibile fare riferimento anche all'ufficio stesso in caso di aiuto. Vi posso dire dal mio punto di vista che fare lo stage è stata forse l'esperienza più formativa a livello universitario, perché ci si rende conto di una realtà diversa da quella che si sperimenta sui banchi di scuola o di università, ecco. Grazie mille a tutti e in bocca al lupo.